Giovanni Manildo, oggi è la presentazione del candidato del centro-sinistra alle elezioni regionali, il suo motto è dal Veneto di uno al Veneto di tutti, ce lo racconta? È proprio l'idea di un cammino partecipato. Siamo partiti proprio dall'Università di Padova e vogliamo toccare tutte le altre università a contatto con i giovani. Vogliamo che i giovani siano parte della proposta fondamentale della visione di Veneto che vogliamo e vogliamo anche sentire bene le loro esigenze, quindi mi sembrava obbligato partire da Padova proprio anche in un giorno in cui l'Università di Padova è stata dichiarata la migliore in Italia, e faccio i complimenti alla rettrice Mapelli. Normalmente siamo abituati a vedere il centro-sinistra che litiga un po' con se stesso, lei invece è rappresentante del famoso campo largo, mentre il centro-destra questa volta non riuscirà a trovare la quadra. Beh, è molto bello il fatto che si sia trovata una convergenza. Ringrazio le forze politiche, le persone che hanno lavorato a questa costruzione di una coalizione così ampia, è la più ampia nel Veneto e anche una coalizione che probabilmente si aprirà ancora di più, quindi sono orgoglioso e responsabilizzato da questo percorso unitario. La sfida è sicuramente importante, lei a cosa punta? Qual è il suo obiettivo? A fare una campagna elettorale di cui essere orgogliosi, che parla in modo molto forte e concreto di temi. Penso che questa sia la strada. Tutte le forze politiche, i mondi, le persone che hanno iniziato con me questa avventura, alla fine del viaggio della campagna elettorale si devono guardare e dire: ho fatto del mio meglio per rendere il Veneto un posto migliore dove ci sarà un futuro migliore per tutti. Questa è la mia ambizione e il metro di giudizio del mio impegno. Temi, quali sono? Beh, i temi allora i giovani l'abbiamo detto tantissimo e sarà fondamentale: la partecipazione, il diritto alla salute per tutti. Questo è una precondizione fondamentale, la transizione ecologica e lo sviluppo economico che devono andare insieme, perché è un tema importante sia per il presente che per il futuro, avere il metro dell'impatto che le nostre azioni hanno sull'ambiente. Se si parla di futuro non si può non toccare l'ambiente. Il tema dei trasporti, oggi con i ragazzi abbiamo sentito molto che il tema del trasporto, della casa, quindi di andare incontro delle fragilità è fondamentale, quindi anche l'attenzione a tutti e anche alle fragilità del nostro Veneto. E l'autonomia? L'autonomia è una cosa molto bella, costituzionalmente bella, nel senso che il regionalismo era già presente nella nostra Carta Costituzionale. La riforma del 2001 mi vede molto d'accordo. Ritengo che in ogni campo della vita avere più poteri e maggiori responsabilità è positivo. Io sono per un'autonomia conseguita e non esibita come bandiera, quindi ritengo che sia un tema importante da perseguire anche questo. Lei cosa pensa dell'amministrazione Zaia? Che ci sono molte cose che sono andate bene, molte cose che si possono migliorare. La consapevolezza da parte di tutti è che è finito un ciclo, quindi adesso ci occupiamo tutti di futuro. Dopo 30 anni di amministrazione del centrodestra, Galan-Zaia, io sento molto forte una voglia di alternanza che dobbiamo vestire nel migliore dei modi.